Allora, a Roma in questo momento sto facendo un corso organizzato dall'Istituto Luce, sempre rientra nell'ambito della progettualità del PNRR, ed è un corso specifico per archivisti di audiovisivi. Quindi, insomma, con vari ospiti di tipo sia accademico sia di persone che provengono dall'ambito lavorativo proprio, quindi delle aziende, dalle ditte che si occupano di restauro, conservazione, descrizione, catalogazione proprio di quelle fonti che sono o fotografiche, filmiche, quindi tutto l'audiovisivo in genere. E quindi, siccome appunto io faccio l'archivista, però vorrei appunto proprio specializzarmi negli archivi audiovisivi, e quindi ho deciso di fare questo corso. Sono passata perché c'era la selezione, sono passata e quindi ora sono impegnata a fare questo corso. Bene, cioè sono molto contenta perché è molto pragmatico come approccio, quindi ci fanno fare tipo anche le esercitazioni, tipo sto imparando un sacco di cose, quindi sono contentissima. Brava, questo piacere. Sarà un problema mantenerti lì a Roma, questo che... Beh sì, lo è, infatti sto spendendo un sacco di soldi, ma va bene, insomma. Il corso fortunatamente, appunto perché è con i fondi del PNRR, è gratuito il corso in sé, quindi in capo a me rimane solo il mio mantenimento tra vitto, alloggio e tragitti e trasporto. E poi hai visto il Papa Nuovo? Sì, l'ho visto veramente, cioè nel senso, ero proprio lì giovedì quando è stato proclamato, infatti a un certo punto sono andata verso San Pietro e è stato emozionante, ho assistito a un evento storico, non penso che mi capiti altre volte. No, speriamo che non succeda come quello di Canale d'Arco. Esatto, sì, per 30 giorni, 33 giorni. Ecco, dopo visto che tu hai i tuoi impegni ad andare via, dimmi riguardo al mio lavoro cosa stai facendo di preciso. Ecco. Ok, allora, io sono stata incaricata dalla Ca' Foscari di fare una ricerca che ha lo scopo di censire gli archivi di testimonianza orale legati al tema della resistenza in territorio veneto. Questa ricerca dura 4 mesi, per cui ho dovuto necessariamente circoscrivere l'area geografica, e io, essendo da Montebelluna e comunque collaborando con l'Istresco, ho deciso appunto di partire dalla provincia di Treviso. Quando sono partita, il primo archivio che mi è stato consigliato è stato il tuo, che adesso che sono circa a metà della ricerca rimane comunque quello più sostanzioso dal punto di vista di numero di interviste, e anche quello più ordinato, quindi tanto di cappello. Dopo bisogna vedere se il numero equivale anche alla sostanza. Ma sì, cioè, benissimo, è quello sicuramente più ricco, cioè finora ti assicuro, finora che siamo arrivati a metà della ricerca è il più ricco. Partigiani veri e propri purtroppo ne ho trovato pochi anch'io, mi sono messo molto tardi, ahimè. Ma ci sono varie anche problematiche legate, tanti ricercatori che fanno questo genere di lavoro, tipo magari mi è capitato appunto di incontrare persone che hanno fatto ricerca facendo interviste, ma poi perché non era prassi, magari all'inizio degli anni 2000, hanno usato il contenuto delle interviste, nel senso del contenuto, e quindi magari le trascrizioni e cose così, e non hanno tenuto le interviste, ma perché giustamente non era pratica tenere la cosa audiovisiva, sonora semplicemente. Perché perse quindi? In certi casi sì, o sono state perse o non sono proprio state fatte. O appunto nascono proprio come appunti, o sono state riprese ma poi sono state anche insomma magari non conservate, perché appunto il contenuto era la cosa importante. Di questo censimento cosa farete? Chi lo gestisce? Allora, il censimento, il compito della mia ricerca appunto è creare questo censimento in maniera tale che siano mappati tutti quanti i fondi all'interno della provincia di Treviso innanzitutto, e poi teoricamente dovrei spostarmi verso il Bellunese nell'ultima parte della ricerca. Quindi la geolocalizzazione di questi fondi, che è molto importante, perché appunto insomma quello che vado a vedere io facendo questo censimento sono una serie di dati che riguardano il contenuto del fondo, ovvero quante interviste ci sono, chi sono gli intervistati, com'è la storia archivistica del fondo e quindi il motivo per cui sono nate queste interviste, e se sono ordinate archivisticamente parlando. Poi cerco informazioni riguardo alla conservazione, appunto, quindi dove è conservato il fisico, se esiste il fisico, dove è conservato il digitale, quanto spazio occupa il digitale, tutte queste informazioni che poi insomma sono utili nel momento in cui si andranno a gestire questi archivi appunto in una collocazione da archivio. Lo scopo appunto è tramite il censimento poter poi recuperare in un tempo breve gli archivi, le copie digitali che è possibile recuperare, e inserirle all'interno di
una progettazione un po' più strutturata, che magari comprenda anche gli istituti per la storia della Resistenza che ci sono in Veneto, ma anche proprio i presidi culturali, gli istituti propri che si occupano di cultura nel territorio, per poter creare una rete e da una parte conservare e preservare queste fonti orali, di storia orale, e dall'altra parte sicuramente e assolutamente valorizzarle. E punto anche finale, che siano fruibili. Certo.